Perché ora ci colleghiamo con il nostro Angelo Macchiavello perché c'è un protagonista che al di là del trionfo della Lega ha avuto un trionfo personale vero e proprio, giusto Angelo? Visto quella prima pagina, quello che vola più di tutti è qua, è Luca Zaia, che ha già detto che lascerà la poltrona di ministro, farà il governatore, ma come mai è andata così bene in Veneto? Beh, perché ci abbiamo creduto e quelli che credono poi alla fine raggiungono sempre il risultato. È stata una bella campagna, una campagna che ha premiato il lavoro di squadra e penso che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Avere un plebiscito come questo ci dà anche forza nel governare. La Lega ha sfondato nel nord. Qual è il segreto di questo partito ormai che va fortissimo? Beh, penso che sia la coerenza di una storia ormai pluriennale, perché sono quasi 30 anni che nella mia regione la Liga Veneta esiste, quindi la Lega Nord dopo, ma anche la volontà di aver dimostrato che abbiamo creduto fino in fondo alla stagione delle riforme. Allora, le riforme si fanno con il popolo alla nostra chiamata si è fatto vivo. Chiedo Luca Zaia al ministro Zaia, anzi adesso la chiamerò governatore Zaia, ha pazientato per tutta la campagna elettorale, di pazientare qualche minuto perché noi dobbiamo assolutamente lanciare la pubblicità, ma ci ritroviamo tra pochissimo con nuove voci, i protagonisti, nuovi dati e con il ministro Zaia che ci aspetta. Prosegue uno speciale studio aperto dedicato alle elezioni regionali. Torniamo subito da Angelo Macchiavello e dal ministro Zaia che ha avuto la pazienza di aspettarci. Io tra l'altro prima Angelo sentivo un altro tuo collegamento in cui parlavi di bottiglie di prosecco in gran quantità. Ah sì, c'erano 2000 bottiglie di prosecco che credo siano finite, ma c'era da mangiare una roba sterminata. Ne parlavo adesso col ministro, vi dico solo che c'era della pancetta abbrustolita con delle uova di quaglia strepitose. Ma qui c'è un fatto però, che la Lega va molto bene, ma soprattutto non ha sofferto l'astensionismo. Beh, assolutamente no, questa è la provincia del quasi 50% di Lega. Ma diciamo anche che grazie all'appello al voto, perché poi noi siamo stati gli unici a preoccuparsi di fare in continuazione l'appello al voto, in video ma anche con la postalizzazione. Questo ha significato per noi che i nostri sostenitori sono tutti andati a votare, quelli degli altri no a vedere i risultati. Con il vostro successo che cosa cambia nel centrodestra? Beh, nulla rispetto ai rapporti, nel senso che la grande intesa che c'è tra Bossi e Berlusconi si traduce in una grande intesa regionale che peraltro c'è anche sotto il profilo della stima e del rispetto personale con la segreteria della PDL e di Alleanza di Centro. A noi però interessa evidenziare che questo grande risultato ci dà da un lato una grande responsabilità e dall'altro io spero ci dia più peso nell'accelerare per le riforme, perché questo Paese e le regioni del nord hanno bisogno del federalismo. Le peserà lasciare Roma? Mi pesa moltissimo lasciare il Ministero, però l'amore che ho per la mia terra è troppo grande e so che guarirà qualsiasi ferita. La vera sorpresa sembra essere Cota a questo punto nella Lega. Beh, Cota è stato bravo, io spero che alla fine si chiuda con una sua grande vittoria, è un mio amico, abbiamo un percorso comune, siamo stati assieme a Roma insieme e governeremo anche assieme queste due regioni sperando di poter portare un giorno al nord il federalismo fiscale e l'autonomia. Lei che cosa farà? La prima cosa che fa? Il federalismo, in assoluto, noi abbiamo detto prima il Veneto, il che significa testare per primi i decreti attuativi del governo in materia di federalismo fiscale. Cioè bloccare qui i soldi delle tasse? Noi paghiamo 12 miliardi di tasse all'anno a Roma e ci torna poco da Roma e quel po' che danno in giro per il mondo lo vediamo speso male e investito male. Siamo stanchi di vedere la spazzatura di Napoli che i napoletani e il governo napoletano non raccoglie, siamo stanchi di vedere la mala sanità delle altre regioni, per cui vogliamo che le nostre tasse restino qui e qui noi sappiamo come governare. Perfetto, mi sembra che Zaia abbia le idee chiarissime. Sì, no, infatti tu hai visto idee molto chiare per il governo della regione nei prossimi anni. Lo ringraziamo per il momento e ringraziamo anche te Angelo Macchiavello. Torniamo perché i colleghi di News Mediaset stanno continuando da ore e ore a macinare dati e a preparare